oggi si inizia una discussione così importante e bella. Devo essere sincera che negli 5 anni precedenti uno dei momenti più significativi e anche un po' più avvincente dell'approvazione degli atti che accompagnano il bilancio preventivo era quello di leggere il documento di economia e finanza. Interverrò quindi ora in maniera unificata, intervenendo quindi sia sulla PDA 04 che dell'adozione del DEF che sulla nota di aggiornamento, la 05. Devo dire che è straordinario poter vedere come missione dopo missione vi possa essere in realtà una reale unità politica sui temi, perché diciamocelo, è evidente che da questo documento di economia e finanza che questo atto racconta tutto ciò che ogni cittadino vorrebbe per il nostro territorio, a prescindere dall'orientamento politico. Ma c'è un ma, purtroppo. E il ma è quello che accompagna ogni anno la discussione e l'approvazione di questo documento. È un ma che mi attanaglia e immagino, anzi mi auguro, cominci ad interrogare anche voi. Che senso ha inserire tutto? Proclamare azioni di risanamento ambientale, sconvolgimenti e servizi per giovani e famiglie, novità stimolanti per aziende, se poi da anni questi buoni propositi si ripetono ma sono fermi al palo. È un po' come quando, e molte colleghe mi capiranno, si chiede al marito appassionato di fai da te di sostituire quella lampadina rotta o di aggiustare la tapparella che è da mesi che è ferma e non si alza da settimane, anzi. L'attesa, alle volte, è così lunga che alcuni si sono pure inventati la professione del marito in affitto, un nuovo orizzonte comunicativo del tuttofare che ogni volta ci tocca chiamare per risolvere lentezze o vane promesse. Ma purtroppo qui non esiste una regione in affitto e non possiamo delegare agli altri azioni sul trasporto pubblico locale, la risposta all'emergenza ambientale che influisce nettamente sulla nostra vita e sulle nostre morti premature. L'alternativa è cedere ciò che è già nostra autonomia, cosa che in effetti state facendo con le multi-utility, quindi la vendita di gas, elettricità in Veneto, che vendete ad altri pur di non affrontare il problema di competenza della Regione del Veneto, di facilitare la vita dei cittadini sommersi da bollette, contratti e consumi sempre più costosi e sempre più confusi. O come sulla questione Covid, dove la Regione pare delegare le scelte più difficili al governo, tanto non lo affrontate, né questo né l'altro, sul DEF. Ma andiamo per ordine. Missione numero 1. Contrasto al crimine mafioso e all'illegalità. Chi non ne sarebbe d'accordo? È evidente che su questo punto ci trovate assolutamente al vostro fianco, tanto che anche nella passata legislatura tanto spesso ci siamo soffermati su questo aspetto. Ma poi come si fa a prevedere tutte queste grandi battaglie, tutto questo accompagnamento degli imprenditori veneti, tutta questa azione nell'educazione della nuova generazione, nella formazione delle persone che sono addette ai lavori, se stanziate 30.000 euro in bilancio su queste leggi? Con 30.000 euro cosa pensiamo di fare? Un dépliant informativo? Missione numero 2. Dite che l'obiettivo è garantire il diritto allo studio universitario. Ovviamente su questo tema, guardate, a 1000 ci andiamo dietro, a 1000 vi sosteniamo, però ogni anno non si stanziano sufficienti risorse e fondi regionali e rimangono quindi esclusi dal diritto allo studio universitario moltissimi studenti, alle volte impedendone addirittura la continuazione agli studi, senza parlare del connesso tema del costo del trasporto pubblico locale per gli studenti. Una proposta per alleggerire i genitori da un pensiero in più, quello dell'abbonamento, che pesa economicamente in maniera gravosa, specie per chi ha più figli, e più volte bocciata quella di rendere gratuiti l'accesso al trasporto pubblico locale agli studenti. E poi passo alla missione 6, quella dei giovani e delle politiche giovanili. Sono davvero riducibili al solo sport e stili di vita positivi e alla partecipazione nel Consiglio regionale dei ragazzi o nei consigli comunali dei ragazzi? Vi sembra sia sufficiente ridurre la nostra generazione, le nostre nuove generazioni a questo? Non a soggetti capaci e attivi nel fare la differenza con la propria passione non solo sportiva
con la propria competenza e il progetto per la propria esistenza. Non una parola sulla tutela del processo dell'autonomia del giovane, aspetto su cui invece negli scorsi anni avevate approvato alcuni emendamenti. Non una parola sulla proposti della minoranza. Non una parola sulla risposta alla crisi economica di cui anche i miei coetanei sono vittime, e non solo a seguito dell'emergenza Covid, perché eravate voi nel vostro documento di economia e finanza del 2017 a dire che un giovane su 3 non riusciva ad affrontare una spesa straordinaria di 800 euro. Non siamo scomparsi. Questa generazione in difficoltà c'è. Siamo qui e a fatica molti nostri anche coetanei, visto che ci sono molti giovani qui, cercano di trovare un affitto che possa non prosciugare, chiedo scusa capogruppo Villanova, che possa non prosciugare più della metà del... Beh, io sono stata in silenzio quando lei è intervenuta. E siamo qui a fatica nel cercare un appartamento. Colleghi, lasciate terminare la collega Guardo, dai. Ha fatica a cercare un appartamento che non prosciughi più di metà dello stipendio che normalmente, di un primo stipendio che normalmente un giovane prende. A fatica mettiamo i soldi per spendere e pagare i 3 abbonamenti che dobbiamo acquistare. A fatica riusciamo a costruire una famiglia e a pagare 600 euro al mese di asili nido, 600, perché i vostri fondi a supporto della nuova generazione dei bimbi 0-3 fino all'anno scorso supportavano soltanto il 25% dei bambini dagli 0 ai 3 anni, e voi parlate di sperimentazione all'interno della legge sulla famiglia, che ho votato favorevolmente, sulle politiche familiari, che ho votato favorevolmente perché credo nel valore aggiunto delle politiche regionali per la famiglia, riconosco l'importanza di questo strumento, ma adesso è il caso, dopo questo primo anno, d'ora in poi non potremo più parlare di sperimentazioni di fondi per il bonus neonatale, di sperimentazioni per il biglietto unico, di sperimentazioni. Basta, verifichiamo come fare. Mentre altre regioni stanno già agendo, sostenendo i genitori con redditi normali, non soltanto quelli con redditi a ridosso della povertà, ma con redditi normali che chiedono soltanto di poter avere quegli strumenti che gli consentano di continuare a lavorare per progettare il proprio futuro, non tanto per pagare babysitter e asili. Non appassionerete mai la nuova generazione alla partecipazione alle istituzioni pubbliche, pensando alla specifica missione 6, se non renderete le istituzioni pubbliche funzionali alle esigenze della nuova generazione. Tanto più se i fondi del servizio civile regionale, ad esempio, non coprono nemmeno le domande di partecipazione che i giovani di buona volontà presentano ogni anno, come pensiamo di valorizzare quella generazione positiva che molto spesso viene dimenticata nei vostri discorsi quando si parla della nuova generazione, perché emerge sempre la pecora nera e magari il più pigro, non tanto quello che invece vuole fare la differenza. Ricordo le discussioni sul servizio militare obbligatorio di qualche anno fa. Missione 7, turismo. Si sostiene che si vuole puntare sul turismo slow e outdoor. Benissimo, sono d'accordo. E ho condiviso, votando anche favorevolmente, tutte quelle iniziative che potevano portare verso questa direzione. La legge appunto sul turismo nell'ambito del turismo equestre, piuttosto che del cicloturismo, eccetera. Si ritiene che diversificando l'offerta verso le offerte più trend d'oggi si faccia la differenza, nulla di più vero. Ma proprio quelle leggi, penso anche a quella sul turismo equestre, si approvano leggi su forme di turismo specifico, ma poi vengono abbandonate a se stesse. Vengono abbandonate a se stesse anche strumenti che sono nati non soltanto negli scorsi anni e che magari, cosa volete, si deve un po' rodare, si deve organizzare, ma anche quelle sulle vie del vino, ad esempio, o le ville palladiane disseminate sul territorio ancora non interconnesse fra di loro, senza un progetto specifico di promozione, o rimangono sconnesse proprio dalla carenza di servizi di trasporto, dall'assenza di un piano di promozione anche delle aree rurali che non riguardi, che porti a ritornare al centro anche quei territori che non sono fondamentalmente dei prodotti turistici oggi rilevanti all'interno del panorama internazionale o nazionale. Vi soffermate sul rinnovamento delle strutture, benissimo, lo condivido, ma non vi accorgete che spesso nel territorio mancano servizi essenziali come infopoint o mappe del territorio, una rete internet che ci consenta di accedere a quel turismo digitale di cui si parla all'interno di questo documento e che è un progetto rilevante.
O ancora si continuano a promuovere eventi app differenti per 15 tipi di turismo differenti, esprimendo pienamente la logica dell'economia di scala nota ai buoni imprenditori. Missione 8. Edilizia abitativa, assetto del territorio. Scrivete che si vuole perseguire l'obiettivo del contenimento del consumo di suolo. Attenzione, non zero, contenimento. Nei fatti però poi lo condite con progetti di legge come quello che abbiamo cominciato ad affrontare la scorsa settimana in Commissione Seconda, che sburocratizzano cantieri forzando addirittura la Costituzione. Per cui qui c'è un problema anche di coerenza. Riferite che desiderate incrementare la disponibilità di alloggi all'edilizia residenziale pubblica. Perfetto. Ci trovate sul pezzo, lo sosteniamo se viene portato avanti questo impegno, ma avete messo mai in progetto un piano straordinario? Perché con le risorse in bilancio si può o non si può affrontare questo reale piano straordinario per gestire l'edilizia residenziale pubblica, sbloccando anche tutto quel cortocircuito che c'è nella nuova generazione di cui vi parlavo prima? Aumentiamo o meno la posta in bilancio? Perché lo sblocco degli sfratti provocherà un SOS a livello comunale e che interesserà la Regione. E questo è un problema reale. 2 numeri. Al 31/12/2019 a Vicenza soltanto 511 sfratti, 2.659 provvedimenti di sfratti invece in Veneto. Per morosità 2.400 sui 2.659. E quindi c'è un problema sociale ed economico gravissimo. Nel 2019 erano 3.700 le richieste di esecuzione di sfratto e l'esecuzione è stata soltanto di 1.600, poi bloccate per l'emergenza Covid. Rimangono quindi 2.000 famiglie che sono in attesa dello sfratto del 2019, che si sommeranno a quelle del 2020 con l'implementazione poi anche di quello che può essere l'impatto a causa dell'emergenza Covid. Questo è un problema sociale che dobbiamo affrontare. Il dato aggiornato, ma un altro dato che ci può aiutare per capire perché è importantissimo andare a definire una strategia straordinaria sull'edilizia residenziale pubblica, è quello appunto aggiornato a luglio del fondo affitti Covid costruito appositamente per questa emergenza. 18.800 domande sono arrivate in Regione del Veneto, pagate 5.600. Nel bando in scadenza in questi giorni, anzi il 14 se non sbaglio, per cui ieri, ci aspettiamo che il numero di domande cresca di molto, anche perché il parametro della riduzione delle entrate è sceso dal 50%, previsto dal bando di luglio, al 30%. E quindi questo aumenterà la platea di persone interessate e ci imporrà di valutare quelle che sono le azioni da mettere in atto in maniera tale che dal 2020 in poi, per queste emergenze, ci possa essere una risposta di natura sia sociale, ma anche di natura poi di gestione del patrimonio edilizio, che non è evidentemente sufficiente, non era sufficiente a rispondere alle esigenze già nel 2019, doppiamente non lo sarà dopo l'emergenza Covid. Case popolari, insomma, no? E poi sviluppo sostenibile. Scrivete che volete valorizzare le aree naturali protette. Benissimo. Europa Verde sottoscrive questo tipo di impegno, così come penso ogni consigliere della parte d'opposizione, ma quello che ci domandiamo è: questo impegno voi l'avete scritto nel documento di economia e finanza e volete perseguirlo come negli scorsi anni ripresentando i progetti di legge per tagliare le superfici delle aree dei parchi regionali del Veneto? E sulla difesa del suolo, quando saranno centrali i consorzi di bonifica anche in questi bilanci? Non per spartirvi però delle nomine come abbiamo visto negli scorsi anni, ma anche come responsabilità economica, con un contributo che sia dignitoso delle responsabilità dei consorzi di bonifica. Il contributo della Regione del Veneto si aggira intorno all'1% di tutte le risorse che alla fin fine i consorzi di bonifica mettono in campo per fare quella vera attività di contrasto all'emergenza e al rischio idrogeologico, che è la prevenzione. Ok? Prevenzione in un territorio che è fatto di una rete di corsi d'acqua irrigui molto molto importante, sono d'accordo se d'accordo, e che serve, con interventi che servono per fare quell'attività di prevenzione necessaria per evitare le conseguenze che abbiamo visto in questi giorni e anche conseguenze peggiori con risvolti mortali.
E poi evidentemente è per noi prioritario l'obiettivo di contribuire alla riduzione dell'inquinamento dell'aria, degli inquinamenti delle acque e del risparmio di quest'ultima. Era un impegno, non soltanto lo è adesso, un impegno per Europa Verde e di conseguenza in Consiglio regionale sosteniamo questo vostro tipo di approccio, ma lo era anche negli scorsi anni. 5 anni fa iniziai proprio questa battaglia sostenendo la priorità di intervenire nel controllo degli scarichi industriali, accompagnando le imprese, attenzione, non gosteggiandole, ma accompagnandole verso percorsi virtuosi. Primo fra tutti l'utilizzo del ciclo chiuso, da sempre bocciato all'interno di questo Consiglio regionale, necessario per tutelare i corsi d'acqua che oggi ricevono gli scarichi, in primis l'inquinatissimo Frattagorzone, giusto per parlare di uno abbastanza famoso, ma anche per tutelare da rischi di inquinamento le falde, inquinamenti similmiteni, e per tutelare cittadini e agricoltori dall'abuso dello spostamento di acqua dalla falda ai fiumi in risposta ad una vorace necessità produttiva che è la prima causa di depauperamento delle falde acquifere, assieme naturalmente alla cementificazione, perché togliere dalle falde più acqua di quella che la nostra terra così cementificata può assorbire è un danno gravissimo. E di danni si contano anche oggi, con l'agricoltura che viene di fatto obbligata a fermarsi nei giorni più siccitosi assieme ai cittadini serviti dagli acquedotti che boccheggiano cercando di prelevare acqua a sufficienza in una falda sempre più povera. E sempre per rispondere al tema ambiente, impegnarsi sul tema PFAS e acquedotti è ormai un obiettivo più che consolidato, che sono felice di poter condividere con voi. E naturalmente, insomma, dato che alcuni progetti vedranno il termine il prossimo anno, ormai insomma scontato. Non dico già, perché nel 2021 saranno trascorsi ben 8 anni da quando l'Istituto Superiore e il Ministero sollecitavano di progettare le alternative al servizio acquedottistico dei cittadini avvelenati dai PFAS, processo iniziato nel 2018 invece. E fino ad oggi a pagare siamo noi con l'aumento delle bollette, l'esposizione ai PFAS che è continuata anche se in misura di nanogrammo, non più di microgrammo, e quindi anche i rischi conseguenti alla salute, dato che va a accumularsi all'interno del sangue. L'esposizione di donne in gravidanza, di bambini, di neonati, oltre ai malati esposti a ulteriori rischi per l'interferenza di questo inquinante, ci ha messo nelle condizioni questi anni di un deficit e di un debito nei confronti di questa cittadinanza. Tutte conseguenze che si potevano evitare e su cui abbiamo proposto e ci ritroviamo naturalmente a 8 anni dopo. Misura 10, trasporto e viabilità. Poi, bene che sia valorizzato il trasporto pubblico locale, per cui è giusto che venga scritto così questo obiettivo per migliorarne l'accessibilità, renderlo facile da scegliere, metterlo in connessione con gli altri, con i mezzi su ruote, mezzi invece ferroviari, mettere in connessione bici e ferro. Siamo d'accordissimo, ma le sperimentazioni anche qui continuano a ripresentarsi a danno di chi il trasporto pubblico potrebbe davvero invece utilizzarlo. Sperimentazione del sistema metropolitano di superficie, sperimentiamo invece il biglietto unico e poi le azioni del trasporto pubblico non si accordano. Le aziende, scusate, del trasporto pubblico non si accordano. Poi passano gli anni, poi non ci si crede più e si cancellano i processi iniziati. Che questo però non ricapiti ed è il motivo per cui diciamo benissimo, questo obiettivo è un obiettivo lungimirante, ma qui il tempo è trascorso e qui non abbiamo più tempo da perdere. Misura 12 sulle politiche sociali, al centro le famiglie, bambini, anziani e persone con disabilità. Benissimo, anche su questo aspetto ci trovate assolutamente concordi, ma traduciamo infatti la riforma delle case di riposo. Cominceremo ad adeguare la quota che la Regione deve fornire per alleggerire le rette che pesano come macigni sulle spalle di anziani e familiari, i famosi 3.000 euro al mese. Cominciamo a ragionare, date le lentezze nazionali, su misure più consistenti in sostegno al caregiver? Stanziamo fondi sufficienti per i nidi? Ritroviamo coraggio di scommettere sui consultori per rispondere alle esigenze formative e sociali dei miei genitori, degli adolescenti, per rispondere alle esigenze delle persone indigenti, per la prevenzione dalle dipendenze?
In questa emergenza implementiamo il sistema di supporto psicologico e lo mettiamo bene in rete con i cittadini? Riprendiamo in mano i servizi per le persone con disagi mentali e rimettiamo al centro la strategia del mutuo aiuto? Sono alcune sollecitazioni, dato che fino ad oggi su questi temi ci siamo espressi molte volte, abbiamo discusso molte volte, ma alla fin fine ci siamo ritrovati in una difficoltà poi di azione, in una mancata traduzione. Cominciamo a prendere sul serio anche le sollecitazioni di chi sommessamente trova il coraggio di dire, per quanto riguarda la misura sulla sanità, che forse non ci sono soltanto eccellenze, ma c'è anche qualche ostacolo. Per esempio nel rendere accessibili i servizi su temi un po' delicati, come quelli delle malattie rare, delle malattie neuromuscolari, dei disturbi alimentari, temi su cui vi sentite molto spesso talmente sicuri che anche in Commissione, così come in Consiglio, venite a dirci che in realtà sono i familiari e le persone affette da queste patologie, da questi disagi, a non essere sufficientemente informati dei servizi offerti dalla Regione del Veneto. Insomma, una persona che soffre da 23 anni di una malattia neuromuscolare come la sclerosi multipla non può essere cosciente della qualità dei servizi della Regione del Veneto, lui che li vive in prima persona? Sia mai che in Veneto ci siano carenze reali. E allora cominciamo invece a prendere seriamente queste sollecitazioni, senza derubricare le preoccupazioni o le sollecitazioni che vengono da chi vive direttamente queste esperienze, e arriveremo a casi limite come quello che per esempio abbiamo affrontato negli scorsi mesi in una parte della mia ULSS, con malati che impiegano 6 mesi per riuscire ad avere ciò che spetta loro di diritto, i farmaci in fascia C, per chi ha un'assistenza domiciliare anche medica. 6 mesi per avere in restituzione un servizio che gli è dovuto gratuito, mezza giornata per cancellarlo. Misura 15 imprese. Nel documento di economia e finanza si afferma che l'obiettivo primario è sostenere l'artigianato. E come non dirsi d'accordo? Abbiamo fatto anche una bella legge insieme, che deve ancora però essere implementata in alcune parti. Penso a quella dei maestri artigiani. Ma come pensiamo di soddisfarli? Metteremo questa volta a disposizione immediatamente le risorse per gli investimenti, quei milioni che dovevano sostenere l'internazionalizzazione, la digitalizzazione, eccetera, oppure aspetteremo, come fatto negli scorsi anni, 4 anni per riuscire a realizzarli e a metterli sul tavolo? E finisco con la misura 16, l'agricoltura. Affermare di voler usare al meglio i fondi del piano di sviluppo rurale è un'evidente affermazione condivisibilissima, o no, Assessore? Buono. E chi non lo vorrebbe? Ma come? Se ogni anno rimaniamo incastrati, Assessori, in un turbine di accesso al credito al danno del nuovo imprenditore, del giovane imprenditore, nella totale assenza di un'azione che poi lo accompagni dopo i primi 5 anni di inizio, magari anche nella totale assenza di un aiuto all'investimento della generazione invece over, quella che magari ha la possibilità di investire senza per forza accendere un nuovo debito in banca, ma riesce e potrebbe riuscire con l'aiuto di questa regione a realizzare al meglio gli obiettivi della propria impresa. E poi, come li investiamo questi fondi? Cominciamo a ragionare su delle valutazioni che identificano realmente la qualità degli investimenti, il ritorno degli investimenti in termini di riposizionamento del mercato, in termini di abbassamento di costi di produzione. Valutiamo il loro vero valore aggiunto. O ancora, dite di voler rispondere all'emergenza del settore agricolo. Benissimo, ma con che fondi? Se alla fine di ogni anno ci troviamo ad agire ad emergenza ormai conclamata e ad elemosinare i fondi per il contrasto alle calamità naturali, agli inquinanti, alla lotta contro le fitopatie, agli insetti alloctoni, e non si investe in nulla se non i fondi europei per lo sviluppo e per l'innovazione delle nostre imprese. E nel mentre le altre regioni si stanno spingendo verso azioni di ricerca e di innovazione con fondi propri e ripensano al PSR non come strumento emergenziale di risposta quindi all'emergenza, ma come vero volano di progettazione. Una differenza su cui chiedo una riflessione, anche in vista della riorganizzazione della struttura del nuovo PSR dal 2023.
Insomma, tra il dire e il fare è vero, c'è di mezzo un mare, in questo caso un grande mare, e badate bene, non è un problema di risorse economiche, perché i fondi europei ci sono, le risorse per il sociale e le imprese sono le stesse di quelle di altre regioni dove si aiutano realmente i neogenitori con gli asili, si agisce realmente per facilitare l'utilizzo del trasporto pubblico e renderlo sempre più popolare. Ma forse, come diceva anche il presidente Zaia, l'unica cosa che manca, sapete qual è? Sono quei 200 euro annui chiesti in più a chi ha un reddito di 100.000 euro. 200 euro annui. Un contributo di solidarietà che non dovrebbe spaventare chi onestamente riconosce che anche in Veneto, ahimè, c'è chi fatica ad arrivare a fine mese. Non soltanto quella categoria che voi da più di qualche anno vi ostinate a proteggere, appunto, ribadisco, per 30 euro essenzialmente al mese. Grazie collega Guarda.